All'andata fu tutto facile per il Cotton Club che proprio qui alla Stella Azzurra sconfisse la Bacci Immobiliare Football 8 per 5-2 ed oggi come allora per i campioni d'Italia vincere è fondamentale per mantenere vivo il testa a testa con la Roma per il titolo di campione della regular season. Dall'altra parte la Bacci vuole anch'essa vincere per blindare sempre più il quinto posto in classifica ed evitare, perdendo, di farsi trascinare verso la sesta piazza sempre più obiettivo di Golbet e Bar Crystal. Amici di Fanner, 21esima giornata di Serie A, Cotton Club, Bacci Immobiliare. Edo. Grazie al cazzo, mi devi spiegare a me il lavoro mio. Che c'è? Sono un pallone, come si caccia? Ma dietro proprio, io stavo parlando dai, oh bene, oh. Fischio d'inizio del match che viene fischiato in questo istante, Bacci Immobiliare in possesso del pallone completo viola e pantaloncini bianchi per la formazione quinta in classifica. Risponde dall'altra parte il Cotton Club, maglietta e pantaloncini completamente bianchi ed anche possesso del pallone che viene giocato in questo istante. Palla giocata poi al centro per un giro palla difensivo, pressing che non accenna da parte degli avversari, si va allora subito in verticale con il tiro cercato da Artistico, provato subito di sinistro a impensierire l'estremo difensore avversario, conclusione comunque semplice per il portiere e rilancio subito in avanti per la Bacci Immobiliare, azione che si sviluppa sulla destra, arriva poi il cambio gioco, attenzione con la conclusione tentata dal numero 5 Stenbock, cato pochissimo però per l'aggancio con il pallone, palla che poi è terminata in fallo laterale direttamente sulla parte opposta e Giordano che può giocare il pallone con lo scarico all'indietro e poi subito un rilancio in avanti a terra Artistico, però non c'è il fallo secondo i direttori di gara. Ancora pallone col controllo di Artistico, prova ad andarsene ma si chiude la difesa della Bacci Immobiliare, si lotta al centrocampo con sempre i giocatori in maglia viola in possesso del pallone. Rapido cambio gioco sulla destra con Pompei che ha toccato al centro, pallone di ritorno sempre per il numero 3. Perde l'attimo per giocare il pallone, non c'è il fallo, c'è rimessa laterale Cotton Club, battuta adesso sempre a cercare Artistico, movimento ad elastico per il numero 22, non c'è fallo. Sarà calcio d'angolo invece per i campioni in carica. Area di rigore però sguarnita, salgono adesso le torri, centro il corner, la tiene Artistico, subito ha tentato la girata di sinistro, stavolta alto sopra la traversa. Tocco per Pompei, subito in avanti e poi di prima a cercare il controllo dell'attaccante in maglia numero 14, ma la perde Giordano con questo tentativo di imbucata che ha sbattuto addosso al corpo di un avversario e poi direttamente tra le mani del portiere. Qui il tocco per Parese, palla buona per Stenbock che può provare il sinistro e lo fa, c'è la risposta però con i guantoni del portiere. Lo scambio! Golo battuto, attenzione alla conclusione, al volo di Eusepi, provato anche lui a rispondere al tiro di Artistico, entrambi di sinistro, entrambi vicino al gol del vantaggio.
4 minuti sul cronometro e già diverse occasioni interessanti per entrambe le formazioni. Qui Giordano, controllo che non riesce, allora ancora Parisce prova a superare da solo il pressing degli avversari. Qui Pompei poi a sfiorare il pallone, quel che basta per toglierlo dalla disponibilità di Artistico. Poi la conclusione dalla distanza anch'essa sopra la traversa. Attenzione a Giordano col pallone lottato dai due numeri 4 delle due formazioni, sembra avere la meglio quello del Cotton Club, che guadagna rimessa laterale proprio vicino alla bandierina. Possono respirare anche i giocatori del Cotton con l'incombenza lasciata a Giustini. Va lui con le mani, la spizzata al limite dell'area di rigore col pallone allontanato, ma non è finita. Vediamo se c'è lo spazio per la conclusione. Palla invece allargata sempre su Giordano, serie di finte, non parte il cross col dribbling che invece porta a casa il terzo calcio d'angolo per il Cotton. Lo stesso Giordano sul punto di battuta. Adesso il cross, attenzione, aveva staccato in area di rigore da solo il giocatore del Cotton, non marcato, non è riuscito però ad inquadrare il bersaglio. Si è salvata la Bacci che riparte subito con Pompei, tocco non precisissimo verso il compagno. Allora Artistico con un controllo altrettanto impreciso lascia che il pallone scorra tra i piedi del portiere avversario. Fine, termina questa serie di batti e ribatti col pallone tra i piedi. Giocatori del Cotton però decidono anche qui di sviluppare un'azione offensiva non propriamente con calma. Il pallone di fatto regalato agli avversari. Ancora un rilancio profondo cercato Stenbock, fuori misura anche questo rilancio del portiere. Nel frattempo Empoli venuto contro il numero 8, assaggiamente al giro palla il Cotton Club a cercare poi Artistico per la sponda. Toccato Giordano e il calcio di punizione stavolta arriva, posizione interessante ovviamente prendi la palla, per andare anche direttamente in porta. Oh, vai a più la palla, oh! C'è Artistico sul punto di battuta, vediamo quanti in barriera per Molon. Barriera praticamente penso posizionata infatti al limite dell'area di rigore, un po' troppo vicino il numero 4 Tombesi. Ci ha provato a guadagnare qualche metro, l'arbitro però l'ha richiamato subito lì al limite dell'area di rigore. Non c'è solo Artistico però sul punto di battuta per il Cotton Club, lui col sinistro, c'è Empoli se non sbaglio col destro per andare a colpire da calcio piazzato. Pronto Artistico, va lui col mancino, la grande risposta del portiere, il pallone poi alla fine allontanato con Paresce, riesce ad appoggiarsi compagno all'indietro. C'è Stenbock ignorato, c'è il cambio gioco per Pompei, palla però recuperata dal Cotton, ottavo minuto del primo tempo e 0-0. Qui toccato Blandino proprio sotto gli occhi del direttore di gara, fallo accordato con punto di battuta forse leggermente più indietro rispetto al tocco del fallo. Sta che il pallone è già di nuovo in gioco, dopo in verticale con ottimo il velo di Artistico. Attenzione all'uscita di Molon che chiude lo specchio della porta, forse c'era il tocco per l'assist, c'era Giordano al centro, si è andati invece alla conclusione diretta in porta. Sempre Giordano col pressing, la battuta su Paresce, pallone per ancora Tombesi, cross cercato adesso, va giù Paresce. Per il direttore di gara c'è soltanto calcio d'angolo. Tutto adesso. Pronti forse al controcross.
secondo angolo consecutivo per la Bacci Immobiliare, stavolta battuto corto. Si ritorna lì sulla linea di fondo, la devono mettere adesso al centro, troppo però sul portiere che aspettava lì la conclusione sul primo palo. E tocco per ancora il Cotton Club con Giordano, prova ad andare lui per via centrali, la tocca Eusebi con un retropassaggio irregolare chiamato dai giocatori del Cotton. Non sono della stessa idea però i direttori di gara. Si ricomincia con Empoli. Tocco di ritorno non per lui, cercato artistico, anticipato però la difesa della Bacci, che deve fare ovviamente gli straordinari contro l'attaccante del Cotton. Qui un rilancio sempre su Pares a cercare la sponda, però per un compagno che non si concretizza. Può rifiatare Cotton Club col pallone per Zamperini a portare avanti il pallone. Tocco su Giordano che si va a incaponire e la perde. Vediamo se ne approfitta la Bacci Immobiliare con Ferretti. Lo scarico è però all'indietro. Eusebi per Pompei. Tocco poi per Paresce, la sponda ancora per Ferretti. Palla larga poi col cross dalla parte opposta. Ottima la chiusura difensiva però del Cotton, che in diagonale riesce a togliere il pallone agli avversari e si riparte subito dalla parte opposta. Qui pallone complicato. Alessio, bene, non tenuto in campo, si era impegnato Giustini. Dai Ali, Eusebi al rilancio, Paresce contro Zamperini, gliela sporca il capitano del Cotton che riparte sempre con artistico, braccato alto da Pompei. Non c'è il fallo però del numero 3, non ne approfitta però la Bacci, anzi regala di fatto il possesso agli avversari. Qui palla allargata sulla destra, può arrivare il cross ed è così, al centro non c'è nessuno. Si riparte con pallone per Immobiliare, 0-0, passato adesso l'11° minuto del primo tempo. Il possesso per i viola, qui Paresce con l'anticipo di Zamperini, palla su Giordano, spazio il numero 4, va in verticale bene, trovando il compagno, in due su di lui gli avversari riescono alla fine a chiuderlo con un doppio tackle proprio vicino all'area di rigore. Ragazzi, era detto intensità, stiamo andando a 3 all'ora, raga, dai, dai, si era detto intensità, dai. Può andare al rilancio Molon, chiusura Zamperini, riesce a toccare per Blandino, palla persa Cotton, allora ne approfitta dalla distanza con la conclusione Ferretti, palla che si impenna e termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione con Tombesi. Lui con le mani legge tutto però benissimo. Giocatore maglia numero 8 del Cotton, palla lottata a centrocampo, tiene sempre il possesso la Bacci Immobiliare, attenzione però Giordano che la scippata ed è 3 contro 2, Giordano col pallone giocato al centro e manca l'aggancio qui artistico, era un pallone forse il più ghiotto di questo primo tempo per passare in vantaggio. Pallone ancora alzato a campanile, fine messo giù dal Cotton, artistico con la sponda non precisa, regala a Pompei. Cambio gioco su Paresce che si accentra con il controllo, Blandino, anzi Empoli col tocco ottimo per il compagno in avanti e c'è spazio sempre sulla sinistra. Chiuso però da Pompei in copertura e calcio d'angolo Cotton. Sì, rimessa laterale vicino alla bandierina, battuta in area di rigore, la tiene artistico che va in rovesciata un'altra volta. Molon con i pugni se l'è trovata praticamente davanti alla faccia.
Ancora con Ferretti a lottare, mette giù Giordano, palla per Compagno, vediamo se arriva la conclusione, c'è spazio per il cross, palla giocata all'indietro e arriva il gol del vantaggio del Cotton Club, è arrivato da fuori l'area di rigore questo destro sul quale Molon non ha potuto nulla. 1-0 Cotton Club. Rocco, mettiti davanti, Rocco, mettiti davanti. Alziamo il ritmo, alziamo il ritmo. Partita che era nettamente in equilibrio, l'ha sbloccata Si è il fatta. Cotton Club all'improvviso. Qui attenzione al tiro cross di Pompei, letto benissimo nella traiettoria da parte del portiere del Cotton, ha controllato che il pallone uscisse, cioè nel momento forse di più equilibrio del primo tempo è arrivato il gol del vantaggio del Cotton. Qui Zero. Artistico che perde il duello aereo, tocco letto però bene da Zamperini, che può far ricominciare l'azione offensiva dei suoi con Empoli, dirige un po' i movimenti dei compagni, poi tocca in avanti, ritorna ancora per lui, si va sulla destra da Giustini che prova la Bravo conclusione, Edo, bravissimo. alta di poco fino all'incrocio dei pali, Bravo trema Alessio, ancora bravo Empoli. Bacio Immobiliare. Ovviamente Cotton ha tutte le armi per poter dilagare nel punteggio. Qui Giustini col tackle deciso su Ferretti. Fallo è a favore del giocatore in maglia numero 6 della Bacio Immobiliare. Non se lo farà dire due volte col mancino ad andare direttamente verso la porta avversaria. Oh, ne ha chiamati tre. Oh, Secondo di barriera, non terzo. Mario non t'apri. Mario non t'apri. Non vi aprite Ale. Solo Ferretti sul punto di battuta, lui col mancino. Parte adesso la conclusione, Vieni, bassa contro i tre di barriera. Si resta in zona offensiva per la Baci con Eusepi, per Pompei, tocco di ritorno ancora per il numero 8. Verticale, c'è l'anticipo però ottimo della difesa, vediamo se si distende poi il Cotton, pallone giocato per Artistico, arriva al cambio gioco col pallone messo giù da Giordano. È giusto. Di Bravo Mario, controbasso bravo di Rocco. Mancino, ci ha Bravo provato Fata. a sorprendere il portiere avversario. Conclusione però fuori misura, sempre 1-0, 17esimo del primo tempo, partita però sempre in equilibrio. Ancora al rilancio la Bacci, si lotta al limite dell'area di rigore, attenzione qui al contrasto con Paresce che va a terra. Così se famo male, arbitro. C'ha la palla a mano, il portiere quello entra col piede. Ho capito, c'ha la palla a mano, Santa, oh. Gli ha messo il piede in faccia. Te da là non vedi, Ale, c'ha la palla già a mano, lui entra col piede. Magari Rico. Era in ritardo? Era in ritardo, no? È la palla nostra,
Parisce che si presta a lasciare il rettangolo di gioco per lo scontro contro Santarelli, lui ad aver avuto la peggio. Nel frattempo per il Cotton è entrato in campo anche Barbarella, primo pallone per il numero 23 del Cotton, non è dei migliori con il fallo e possesso regalato agli avversari. Qui tocco in verticale col pallone, toccato però di mano da Rizzo, anche lui appena entrato sul terreno di gioco. Palla ancora al centro per Cotton Club, poi Eusebi che ha scaricato sulla destra, si fa vedere Zamperini per lo scarico arretrato, va in verticale il capitano proprio per Barbarella, provato a servire artistico di prima, pallone recuperato da Giustini, va ancora da artistico, scivola però sul pallone, ringrazia la Bacci Immobiliare col rilancio per Ferretti. L'idea di fare la sponda, colpisce male il pallone e fallo laterale per il Cotton Club con Blandino pronto ad andare con le mani. Empoli al centro, tocco in avanti ancora di prima che non si concretizza, ennesimo rilancio per la Bacci, Ferretti contro due avversari ancora una volta, Santarelli in uscita con calma ad anticipare l'avversario. E 20° del primo tempo che scocca adesso, 1-0 Cotton Club. Giustini per Barbarella, tocco in avanti che non trova il compagno al pressing, Barbarella contro Stenbock, costretto a alzare il pallone, se la cava benissimo la Bacci Immobiliare, situazione non facilissima col pressing degli avversari, sempre Stenbock, ancora un rilancio, pallone per Ferretti, Pompei contro due avversari, prova a superarli entrambi, alla fine il pallone glielo portano via, la rimessa però è sempre per i viola. Pompei, tocco col pallone girato per Eusebi, serie di finte, palla che però tarda a verticalizzarsi per la Bacci, adesso sì che c'è spazio però per andare, anche se la difesa del Cotton si chiude veramente in un attimo, infatti anche adesso costretti al giro palla i giocatori della Bacci Immobiliare, palla recuperata però dal Cotton, artistico col pallone, rigiocata al centro, chiude Stenbock salvando ancora una situazione complicata per la Bacci, poi qui in girata artistico tenta ancora di sorprendere il portiere con una conclusione credibile, sfortunato col pallone che si impenna ampiamente sopra la traversa. Risultati? Che ha fatto Peperino Valber? Non lo sai? Non lo so, so che Cottini sta in ritardo di 20 minuti e hanno chiesto il quarto d'ora. Diciamo chi gioca? Ripeto al primo tempo. Vabbè, non ti preoccupare anche perché è influente. Lo sapevi? Barba! Andiamo a fare gol, dai! Fabri, tira basso. Basso. Fabri, tira basso. Hai capito? Dobbiamo far male a canale, eh?
Si riparte con la conclusione Mano! dalla distanza, il pallone Oh, mano! stoppato Mano! Mano! dal giocatore della Bacci Immobiliare. Stai zitto, Si Barbarella, lamentano stai per fermo. il tocco secondo i giocatori del Cotton con la mano, per gli arbitri è stato invece lo schermo con il corpo. Ancora Ferretti chiuso da Zamperini, allora Giustini, Tira su. 2 tocchi il Cotton, il pallone è per Artistico che cerca l'aggancio con la copertura strettissima da parte di Cosimi. Tolto l'attimo per tenere il pallone, qui si lotta a centrocampo, a meglio a Bacci Immobiliare, sempre Ferretti con lo scarico su Eusebio, attenzione, c'è spazio per il cross, prima invece la conclusione, ancora la risposta di Santarelli. Oh, sono falli, eh! È fallo in partenza, c'è tratto... 2 minuti chiamati ora dal direttore di gara prima del duplice fischio. Cotton sempre avanti 1-0 e Zamperini al rilancio su calcio di punizione, salta Barbarella. Ale, fai gol e non ci parlare, dai! Andrea, non devi parlare! Lancio Molon, Ferretti sull'out, pallone portato via Posizione, a Ale! Rizzo. Non andare, Ale! Non andare, Ale! Bucata Sei a però far per centrale! Artistico che non va, come non va la conclusione di Cosimi praticamente da centrocampo. Adesso mancano veramente pochi istanti alla fine del primo tempo, che può terminare col pallone tra i piedi per il Cotton Club. Giustini, tocco Bravo, al Fabri. centro, poi a cercare Nostra, è Barbarella, bianca, è c'è bianca. sempre Bravo, il Fabri. duello con Tombesi, la meglio l'attaccante però in maglia bianca che guadagna rimessa. Artistico col pallone di ritorno per lui, l'imbucata è per il compagno, c'è il tiro però murato dalla difesa avversaria, allora Stenbock per Eusepi, Oh, ma 2 minuti quanto dura? Rizzo per vie centrali e ancora Bacci che adesso Quanto dura? può portare avanti il possesso. E arriva ora il fischio dell'arbitro, finisce il primo parziale in questo istante 1-0 Cotton Club contro la Bacci Immobiliare.